Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Lo sponsor della puntata di oggi è deltaprati.it, il vero prato verde, in erba naturale in pochi minuti. Dalla voce di Rovigo, pandemia, niente da fare, ancora 7 giorni di chiusura. Poi, se andrà bene, arancione fino a maggio. Zona rossa è un disastro. L'emergenza, il CTS appunto conferma il Veneto in zona rossa, però Zaia spera in minori restrizioni dal 6 aprile, ma il giallo sarà un miraggio fino a maggio. Per quanto riguarda la scuola, ritorno sui banchi dove sono attualmente gli alunni, quindi ci sono 8,5 milioni di ragazzi che vanno a scuola, di cui 90,1% in DAD. Dopo Pasqua, in teoria, 4.624.000 dovrebbero ritornare, di cui 2.600.000 in primaria, 1.437.000 in infanzia e in 570.000 in prima media. Devono purtroppo rimanere in DAD, didattica a distanza, 1.140.000 in seconda e terza media e 2.796.000 alle superiori. Andiamo all'interno delle pagine del Polesine. Il bollettino Covid, dice il titolo, il virus rientra nella CSA di Adria. Positivo un operatore della casa di riposo di Adria. È il terzo caso in provincia. A livello provinciale, nelle ultime 24 ore, registrati 86 nuovi casi e un decesso. In 14 in terapia intensiva. Rovigo, sicurezza, niente armi alla polizia locale. Il sindaco Gaffeo respinge la richiesta, al momento non è possibile, siamo sotto organico. Non si può fare il turno notturno per il quale la legge prevede la dotazione appunto delle armi. Giornata ieri veramente tremenda per quanto riguarda le strade, Transpolesana, incidenti a raffica per la nebbia, veramente una mattinata d'inferno. A monte di tutto una serie di spaventosi incidenti appunto per la nebbia, avvenuti poco dopo le 6 del mattino. Formazione, tanti gli studenti che hanno partecipato alla 10ª edizione del Career Day. Carriera logistica, sogno per 600. Infatti sono stati oltre 600 gli studenti che hanno partecipato alla presentazione delle professioni della logistica. Un corso post diploma dell'ITS Marco Polo Academy. L'88% di chi si avvicina a questa disciplina trova lavoro subito. Taglio di Po, il fascino di Kazan conquista la TV. L'incantevole tenuta ospita il cast ed anche i Chuck della futura fiction Non mi lasciare. Gli attori, affascinati dal basso polesine, sempre più spesso protagonista. Emergenza economia, la voce degli imprenditrici del Delta, così non andiamo più avanti. Siamo ferme da mesi e i ristori non ci arrivano. Alcune imprenditrici del Delta che fanno parte della community Imprenditrici Veneto spiegano la loro situazione e che a distanza di un anno sono tante le ferite economiche che per molti di noi non si rimargeranno più. Badia Polesine, abbazia della Vangadizza, sarà realizzata una scala interna, quella esterna sparirà perché nasce la cittadella della cultura. Iniziati i lavori si pensa anche a trasferire all'ex monastero gli uffici competenti del comune. Occhiobello, pesca sportiva, contrordine, spostamenti vietati. Il comune rettifica la precedente informazione, confini bloccati anche per gli appassionati. Chi non ha corsi d'acqua nel proprio paese non potrà comunque andare altrove. Gazzettino, Castelnuovo Bariano, un intero paese impegnato nel cercare Marco Ghema. Scomparso da casa da 5 giorni. Portotolle, Barba Marco appesa a fondi europei. Il presidente Zaia ha chiesto che i lavori per scongiurare gli interramenti siano pagati con i soldi del Recovery Fund. Il rimprovero del PD, bastava destinarvi il corso della tappa ciclistica del Prosecco e gli interventi sarebbero già conclusi. Portoviro, domani prenderà il mare la GNV Bridge, il grande traghetto allestito dai cantieri navali visentini a Portoviro. Con Rovigo in diretta cercheremo di seguire l'evento. E chiudiamo con questi dati dell'Istat, persi 384.000 italiani in un anno. L'impatto demografico della pandemia, massimo storico dei decessi nel dopoguerra. Comunque, continua il tracollo delle nascite, 16.000 in meno del 2019, e a picco anche il numero dei matrimoni.
Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, nelle frequenze 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!